Acchiappa l'idea! È tempo di fare della vegetazione per presepe. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Oggi altro progetto presepe. Avevo in casa questa bella statuina, direi di terracotta, di un cinghiale che presi tempo fa a Napoli e ho pensato di costruire una specie di boschetto, di piccolo area naturale, vegetazione, per poi poterlo mettere nel presepe. Quindi ho preso questa tavoletta e ho pensato che qua intorno ci si potrebbe costruire un po' un boschetto, un'area dove lui si vada poi a inserire. Per fare ciò ho pensato di utilizzare vari materiali. Alcuni mi sono arrivati dal sito dioramapresepi.com e li ho già utilizzati nel fare il video sull'ulivo secolare che vi linko qua sopra. Altri invece li avevo in casa o li ho trovati nel bosco. Velocissimamente ve li faccio vedere. L'erba finta, il timo e la Telopsis mi sono arrivati da dioramapresepe.com, mentre invece il sughero, della corteccia a caso e questa pianta che si chiama asparagina o li avevo in casa o li sono andati a prendere nel bosco. Ma non perdiamo tempo, vediamo subito la scheda progetto e poi la realizzazione di questo lavoro. Allora, grado di difficoltà 2 su 5, tempo necessario 1 su 5, costo del progetto 2 su 5. Se dovete comprare la Telopsis, l'erba finta e quant'altro. Se riuscite ad arrabattarvi con altro materiale, anche meno. Bene. Vediamo il progetto che non so neanche io come verrà perché appunto devo ancora realizzarlo. Facciamolo insieme. Come base utilizzo questa tavoletta di compensato che è spessa 1 centimetro, ma potete usare anche un pezzo di cartone o un supporto, quello che preferite. Vado a colorarla con dell'acrilico giusto per renderla marrone e scura in modo che appunto non risalti il bianco della tavoletta. Faccio dei colori un po' a macchie, non uniformi, un po' marroncini, un po' beige e un po' verdognoli. Poi prendo del sughero, per tagliarlo utilizzo questo seghetto, ma anche un cutter può andare bene. Vado un attimo a rifinirlo in modo che si adatti alla dimensione della tavoletta. Poi quando sono soddisfatto utilizzo la colla a caldo per andare a incollarlo, come vedete. Attacco questi 2 pezzi che mi piace un po' l'effetto che danno. Faccio in modo che si attacchino bene appunto alla tavoletta. Poi utilizzo del muschio che non vi avevo detto nella spiegazione, però uso anche questo che c'ha già un po' di lichene attaccato e lo vado a incollare con la colla a caldo qualche ciuffetto in qua e in là. Lì metterò appunto il cinghiale. Ne attacco un pezzettino anche da quest'altra parte e un pezzettino là dietro, anzi qua davanti. Poi, una volta che sono soddisfatto di questa vegetazione, inizio a lavorare gli alberelli. Prendo dei pezzi di rami di timo e li studio, guardo un po' la dimensione e la forma che hanno, cercando di pensare a come dovrebbe essere un alberello e aggiungo con la colla a caldo qualche ramificazione in modo che sia coerente con quelle già esistenti, in modo che non è che vadano in qua e in là, ma sembra appunto la ramificazione che avrebbe un alberello in natura. Ottengo quindi 3 alberelli. Poi prendo un telo perché mi sono reso conto che la colla spray va a essere abbastanza casuale una volta che la spruzzi e quindi mi sporcavo tutto il tavolo e stacco, vedete, dalla Telopsis dei ciuffetti che andremo poi, una volta che abbia spruzzato con la colla spray, a incastrare e a fissare al rametto di timo che abbiamo precedentemente creato. Utilizzo la colla spray per fissare la parte della fronda e se serve anche un goccino di colla a caldo per fissare le parti un pochino più rametto della Telopsis. Comunque vedete, vado a riempire abbastanza e faccio una serie di prove per vedere se la forma della chioma mi soddisfa e ne produco, abbiamo detto, 3 di questi alberelli utilizzando sempre i ciuffetti di Telopsis. Ecco fatto. Poi una volta che sono soddisfatto
prendo l'erba finta, questa qui è erba scura mischiata con erba media, la colla spray e la vado a mettere per caduta sopra alle chiome. Cerco di non farne andare molta sui rami, che li voglio mantenere nudi sostanzialmente, e non riempire neanche troppo la Teloxys. Mi hanno consigliato e sto utilizzando il manico di un pennello per dare un po' la forma alla chioma e per svuotare un attimo. Poi queste qui sono tipo delle cose che hanno le querce, li si trova sotto le querce, magari qualcuno adesso nei commenti ti scrivi anche cosa sono esattamente, e ho pensato di ricoprire anche questi per fare dei cespugli. Qua sto fissando della sparagina al nostro sughero, utilizzo il mio mini trimmer per fare il bucanino dove incastrare i rametti. Se non avete mini trimmer potete incastrarlo nelle fessure del sughero, oppure fare il buco tipo con un chiodo giù di lì. Però mi trovo bene, ho questo strumento e lo uso. Vado quindi a fissare nei bucanini anche gli alberelli che ho precedentemente creato e incollo anche i cespugli. Li fisso in modo che siano coerenti con quello che potrebbero essere in natura. Ecco, cerco sempre di fare una pavimentazione, no? Una vegetazione più verosimile possibile. Attacco anche questi ciuffetti d'erba che un po' ho trovato, un po' mi hanno mandato da Diorama Presepi e vedete il risultato finito. Bene, e anche questo progetto è finito. Sono abbastanza soddisfatto, ci ho messo relativamente poco a farlo. E assomiglia forse un pochino più a un diorama che a un presepe, però l'amico cinghiale mi sembra a suo agio in questa foresta. E voi avete mai sperimentato qualcosa per vegetazione dei presepi e diorami, oltre magari all'ulivo che avete già visto nel video? Vi piacerebbe che provassi a fare qualche altro arbusto, qualche altro albero? Avete delle idee da suggerirmi? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E poi, se vi scappa, lasciate anche like al video. Vabbè, noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!